Questo mio libro è un piccolo saggio di filosofia della liberazione. L'espressione qui va intesa nel suo senso esistenziale, cioè come liberazione dalle trappole dell'esistenza. Queste trappole sono i nostri pensieri sbagliati, quelli che ci portano a considerare la vita come un viaggio destinato a finire in fondo a un pozzo senza acqua, nel deserto, e non per quello che veramente è. Ma cos'è veramente la vita? È un laboratorio nel quale siamo alle prese con un esperimento, l'unico, non ne abbiamo altri. Può fallire, certo, ma come ogni vero esperimento può anche riuscire. E come si capisce se l'esperimento riesce? Dalla gioia di vivere da esseri umani. Infatti, quanto maggiore è la letizia da cui siamo affetti, tanto maggiore è la perfezione a cui perveniamo. Quella che avete ascoltato è la voce di Vito Mancuso, che ci ha letto un brano tratto dal suo ultimo saggio, Non ti manchi mai la gioia. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Ho scelto di dedicare l'ultima puntata del 2023 di Voce ai Libri a questo testo perché mi sembra contenga un discorso importante, un pensiero che ci possiamo portare nell'anno nuovo e magari trasformarlo in un obiettivo, in una pratica. Non ti manchi mai la gioia lo scrive Seneca nelle lettere a Lucilio. Quel Lucilio di cui non c'è nessuna traccia di risposta, quindi probabilmente non esisteva, era un artificio letterario che ha fatto comunque scrivere a Seneca cose importanti, tra cui questa. Non ti manchi mai la gioia è un augurio che però non è in mano alla fortuna, al caso e al destino, quanto piuttosto al lavoro che ognuno di noi deve e può fare. Professor Mancuso, il sottotitolo del suo saggio è Breve itinerario di liberazione. Da che cosa ci dobbiamo liberare? Ci dobbiamo liberare, direi, dalla sfiducia. Sono tante naturalmente le forme mediante le quali questa sfiducia si manifesta nella nostra vita, ma al fondo c'è lei, che tocca un po' tutte le cose, le minaccia e ci fa sentire che siamo in un posto sbagliato, che siamo nati e stiamo vivendo in un posto sbagliato, che il mondo è sbagliato, che gli altri esseri umani sono sbagliati, che la vita è sbagliato, che l'essere, per dire con una parola sola tutto l'insieme, è sbagliato. Naturalmente ci sono dei motivi, è chiaro, per avere queste sensazioni, e non solo sensazioni, pensieri, concetti, idee precise, ideologie determinate. Però secondo me questa è una visione che non coglie il punto fondamentale. Qual è il punto fondamentale? Che viviamo. E che vivere in questo universo sterminato, immenso e buio non era per niente scontato, non è per niente scontato. E io penso che ognuno di noi, prendendo consapevolezza di questo, già da solo da questo, dal fatto di esserci, di respirare, di vedere, tornare ad aprire gli occhi e posso vedere i colori, posso respirare, sentire l'aria, posso vivere, insomma, adesso con tutte le declinazioni e le coniugazioni del caso. Riprendere questa meraviglia originaria. La filosofia nasce da qua, la meraviglia originaria. Ecco, riprendere questo significa abbattere quella sfiducia che, come ho detto, è la principale trappola. Lei è un filosofo e quindi sa bene che certe condizioni riguardano l'uomo in senso assoluto, cioè l'uomo anche sganciato dal suo contesto, dalla sua epoca, dal suo tempo. Eppure, invece, il nostro tempo ci ha teso delle trappole e ci ha resi anche delle persone più feroci. Soprattutto perché, come spiega, non c'è più Dio. L'umanità ha sempre avuto il pensiero del divino. Non esiste civiltà che non abbia avuto divinità. Poi potevano essere terrene o celesti, una sola o molte, maschili o femminili, o né maschili né femminili, animali o esseri umani di ogni altro tipo, ma c'era sempre questo sentimento, sensazione e poi pensiero
che si era al cospetto di qualcosa di più importante di noi. E allora uno vedeva la foresta, per esempio, e personificava la foresta, la divinità che la foresta rappresentava, la chiamava Artemide, un altro guardava il mare e personificava, lo chiamava Nettuno, Poseidone, eccetera. Ecco, però c'era questa dimensione. Poi man mano questa dimensione trascendente è diventata immanente, ma così immanente da diventare potere. Penso allo Stato Pontificio, penso prima ancora al Sacro Romano Impero, penso a tutte le alleanze, trono, altare, penso a tutta la strumentalizzazione che la religione ha subito e l'umanità nella modernità si è ribellata a questa cosa e ha fatto bene, anche perché spesso poi la religione diventava oscurantismo, ma come non pensare noi italiani a Giordano Bruno, 17 febbraio 1600, il suo rogo, a Galileo Galilei costretto alla biura, 22 giugno 1633, la sua umiliazione. Come non pensare? Però il risultato è che sono nati altri dei, certo, poi sono nate altre divinità, lo Stato, la scienza, lo Stato di sinistra, lo Stato di destra, nel senso del comunismo da un lato, il nazifascismo dall'altro. L'esito lo sappiamo e adesso noi, postmoderni, ci ritroviamo senza Dio più, ma solo con l'io. Ma l'io, senza Dio, diventa a sua volta un Dio. E allora ciascuno di noi diventa Dio a se stesso, non avrai altro Dio all'infuori dell'io. E cosa succede quando tanti numeri uno si incontrano? Succede che non nasce l'armonia. Ciascuno pensa di dover ridurre gli altri alla propria sotto se stessi, insomma, e non c'è più la possibilità di essere soci, di sentirsi soci gli uno degli altri. Quindi non c'è più la possibilità di formare una societas, una società. È solo una massa amorfi di persone che sgomitano e a volte non solo sgomitano, ma hanno anche dei pugni in faccia agli altri, non solo metaforici, a volte anche fisici, proprio per avere sempre più spazio, sempre più quello che Hitler chiamava Lebensraum, sempre più spazio vitale. E questo è il punto, sì. Dobbiamo ritrovare un Dio. Io penso che questa sia la maniera migliore che non vuol dire tornare alle vecchie religioni di un tempo. Il mio pensiero non è un pensiero tradizionalista per niente, anzi io sono detestato dai tradizionalisti, ma penso che il bisogno di trascendenza sia qualcosa di innato nell'essere umano e occorre che questa trascendenza sia autentica, perché noi esseri umani possiamo tornare a essere veramente umani o anche semplicemente rimanere veramente umani. Dove la possiamo trovare questa trascendenza? La natura è un ambito. Si può guardare il mare e non pensarlo solo come un insieme di acque dove ci sono una serie di pesci che mi possono nutrire, o pensarlo come un posto dove posso andarmi a bagnare o solcare con la barca o insomma i tipi di imbarcazione che possono esistere. No, lo posso guardare nel suo messaggio complessivo di mistero e di meraviglia e di bellezza. È così che quello che ho detto per il mare vale per la foresta, per il deserto, per il cielo stellato, che tanto affascinava Kant. Quindi la natura è uno di questi. L'altra modalità di trovare la trascendenza è la cultura, la grande musica, per esempio. Il mistero che la grande musica porta con sé. Penso a Bach, penso a Beethoven, penso a Mozart, a Wagner, eccetera. Ognuno ha i suoi preferiti, insomma, e penso alla grande arte, al mistero della grande arte. Penso all'etica, a personaggi come Falcone, Borsellino, Rosario Livatino, Gandhi, Nelson Mandela, Etty Hillesum, Simone Weil, Hannah Arendt, a questi grandi personaggi che fanno innamorare dell'essere umano. E allora uno capisce che l'essere umano non è solamente bisogno di nutrizione e di riproduzione. La biologia non ci spiega, noi siamo anche biologia, ma secondo me questi vertici non sono spiegabili dalla biologia, occorre mettere in campo qualcos'altro. E quindi sono diverse le tracce che portano a quella che Platone chiamava la seconda navigazione, cioè il pensare che siamo immersi in un mistero
più ampio, che la realtà vera non è quella che si vede, che c'è una dimensione più profonda, più vera, collegandosi con la quale noi troviamo noi stessi. Perché io la chiamo trascendenza, e trascendenza di solito uno pensa che sia in alto, ma possiamo chiamarla anche profondità. Profondità. E allora scendiamo nella verità profonda di noi stessi. L'importante è rompere la superficie, ecco, non rimanere superficiali. Poi se a uno piace la metafora del salire o quella dello scendere, va bene. Ecco, comunque questo è, secondo me, un sentiero per ritrovare una musica più profonda, un sapore più autentico. Sì, generalmente si chiama trascendenza, ma lo ripeto, possiamo chiamarlo anche mistero. Forse mistero è la parola più adatta per dire questa dimensione più grande di noi e che però ci contiene. Lei dice che le nostre vite e la nostra società sono piene di trappole e che dietro queste trappole ce n'è una ancora più grande, ed è il desiderio. Pascal scrisse: «Ho scoperto che tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola causa, dal non saper restarsene tranquilli in una camera». Eppure ci insegnano che desiderare è una cosa bella. Che cosa c'è di sbagliato nel desiderio? Ma di sbagliato nel desiderio in sé non c'è nulla. In sé. La nostra vita è desiderio. Diceva Spinoza: ipsa hominis essentia est cupiditas. Connotava Spinoza questo desiderio addirittura in termini di cupidigia. Quindi se non desideriamo non viviamo. Cioè la mortificazione del desiderio è la mortificazione della spinta vitale. Quindi siamo fatti così, siamo attraversati da questa tensione. In sé non c'è niente di sbagliato nel desiderio. Io penso che vada coltivato, non mortificato. Però il desiderio può diventare una trappola nella misura in cui l'oggetto di questo desiderio ultimamente diventa il proprio ego e le cose, le altre persone, gli altri oggetti, il mare, la montagna, la foresta di cui parlavo prima, la musica, la cultura, la poesia, la politica, l'economia, insomma tutto quanto noi possiamo desiderare viene ridotto e ricondotto al proprio ego in funzione di sé. E allora cosa succede? Succede che il desiderio diventa una specie di prigione, perché vuole generare potere, piacere, ricchezza, questa cosa. Invece di spingerci fuori di noi e farci incontrare il mondo reale, le persone reali, guardare negli occhi, avere uno sguardo disteso. La salvezza comincia dallo sguardo, dalla possibilità di guardare in modo diritto e non ricurvo. Quando lo sguardo nostro è abitato da un'energia genuina, guarda le cose per se stesse in una maniera appunto diritta, si posa sulle cose senza volerle piegare e ricondurre a sé. E invece quando questo desiderio è malato perché è ricondotto verso se stesso e non verso l'esteriorità, nel senso positivo del termine esteriorità, insomma verso il diverso da noi, allora lo sguardo diventa quasi come un uncino e tutto quello che guardiamo diventa una preda. Sì, una preda. E io nel libro cito una frase di Shakespeare, scritta quindi più di 400 anni fa, diciamo all'inizio del 600, che dice così, e che parla di noi. Adesso io la dico, ma parla di noi, è di un'attualità sconvolgente, parla del nostro tempo. Dice così Shakespeare, dice: tutto avrà nome e potere, e il potere volontà, e la volontà desiderio, e il desiderio lupo universale, assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere, farà dell'intero universo la sua preda per poi, alla fine, divorare se stesso. Ecco, questa è la grande trappola, che questo desiderio, rivolto verso se stesso, alla fine divora se stesso. Io nel libro racconto di un colloquio che ho avuto con un mio caro amico, un famoso psicanalista del nostro paese, si chiama Stefano Bolognini, è stato il primo italiano a essere eletto presidente della Società Psicanalitica Internazionale. Lui mi diceva che all'inizio della sua carriera le persone andavano da lui perché soffrivano in quanto oppresse dal superego, che inibiva i propri desideri, e quindi uno stava male perché non riusciva a desiderare, si sentiva quasi colpevole perché desiderava. Va bene. Adesso, a distanza di qualche decennio, le persone vanno ancora da lui, soffrono, ma
per la causa opposta, perché non hanno più super ego, perché c'è solo questo ego che appunto, come dice Shakespeare, alla fine divora se stesso. Questa è la grande trappola. Nel libro racconta che ci sono 3 pensieri giusti e 3 pensieri sbagliati, anzi 3 pensieri sbagliati e poi 3 pensieri giusti, che ci possono guidare nella vita. Ce li racconta? Il primo è quello decisivo, da cui poi dipendono gli altri 2. Come spiegarlo? Attraverso l'astronomia. Il primo pensiero sbagliato è all'origine della visione tolemaica del mondo, della visione geocentrica. Terra è al centro dell'universo intero, il Sole e tutte le altre stelle girano attorno alla Terra. Ecco, questa è l'impostazione tolemaica che ha governato la visione del mondo e l'astronomia per secoli e secoli, fino a quando giunse Copernico e disse che no, che è il contrario, che al centro c'è il Sole. Vabbè, poi sappiamo che anche questa è stata superata. In realtà nel nostro universo a quanto pare non esiste nessun centro, ma in ogni caso, stando al nostro piccolo frammento di universo che è il Sistema Solare, al centro c'è non la Terra, ma il Sole, e i pianeti ruotano attorno al Sole. Ecco, il primo pensiero sbagliato discende dal pensare se stessi così come anticamente si pensava la Terra, dal fatto di essere al centro e che tutto giri, tutto converga attorno a noi. E quindi guardiamo gli altri a partire da noi, o con desiderio di possesso, di dominio, o con paura, perché c'è anche una maniera, un geocentrismo, un egocentrismo timoroso che ha paura di tutto. Ma perché ha paura di tutto? Perché sempre pone al centro se stesso. Ecco, quindi ci può essere sia un egocentrismo di tipo predatorio, sia al contrario di tipo inibitorio, mi viene da rispondere così, timoroso, pieno di timore, esattamente però perché sempre si parte da sé e non ci si sa liberare da questa trappola in cui consiste la visione del mondo immatura. Perché così come era immatura la visione tolemaica, non faceva i conti con le reali condizioni del cielo, allo stesso modo è immatura questa visione, non fa i conti realmente con le proporzioni, le dimensioni del nostro essere. Noi non siamo la cosa più importante, né nel senso positivo né nel senso negativo. E capendo questo uno si rilassa e rilassandosi entra in una dimensione così più serena e più tranquilla. E io penso che la generazione della tranquillità sia importantissima. All'inizio del mio libro ci sono alcune frasi. Una di queste è di una giovane donna ebrea che si chiamava Etty Hillesum, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943, aveva 29 anni quando la uccisero, facendola passare per il camino, come cantava Francesco Guccini quando ero ragazzo. E nel diario che lei scriveva prima di essere deportata, ovviamente, che poi ha consegnato degli amici e che poi a partire dagli anni '80 è stato pubblicato ed è diventato un bestseller internazionale, in quel suo diario lei scrive: «Il nostro primo dovere morale consiste nel dissodare vaste aree di tranquillità dentro di noi». Sempre maggiori, vaste aree di tranquillità. È bellissimo questo. Ma questo lo possiamo fare. La condizione per fare questo è esattamente quella di non considerarsi, di uscire da questa visione sbagliata dell'egocentrismo, geocentrismo, e di pensare che al centro c'è altro, non noi. E quindi possiamo stare più tranquilli e riprendere il senso delle proporzioni. Poi da qui discendono anche gli altri 2 pensieri sbagliati. Il secondo, quello di voler, se uno si pensa sempre al centro, cosa vuol fare? Ma vuole attrarre in continuazione tutti quanti, vuole avere successo, vuole ricevere applausi, vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Insomma, questa dimensione infantile, alla fine, come fanno i bambini che piangono perché giustamente vogliono l'attenzione. Quando uno è bambino, così come pensa che il centro del mondo sia la Terra, allo stesso modo vuole tutta l'attenzione, ma poi crescendo si capisce che facciamo parte di un sistema più grande, che non siamo il centro, eccetera, eccetera. E poi naturalmente il terzo e fine, ho sacrificato un po', il secondo e il terzo, ma quello che conta è il primo,
è quello di volere sempre essere riempiti di cose, continuamente, di avere paura di una dimensione di silenzio, di tranquillità, di vuoto, avere paura del vuoto. Ecco, la fisica antica pensava l'horror vacui, che la natura avesse un orrore del vuoto. Ecco, io non lo so se funziona o no in ambito fisico, penso anzi di no, che non funziona in ambito fisico più questa visione, ma certamente funziona in ambito psichico, perché la gran parte delle persone ha paura del vuoto e allora continuamente la riempie di musiche, di chiacchiere, di letture, di viaggi, di compagnie, piuttosto si sta insieme a persone che si detesta piuttosto che stare da soli, si legge qualunque cosa piuttosto che rileggere, piuttosto che fare meditazione, stare un quarto d'ora, 20 minuti in silenzio. Ecco, questo è un ulteriore pensiero sbagliato, ma tutto deriva dal primo, da quel geocentrismo, egocentrismo, che è l'immaturità di pensare se stessi in rapporto agli altri e al mondo. Lei conclude il suo saggio e io vorrei che concludessimo questa puntata parlando di fiducia e di ottimismo come strumenti fondamentali per attuare questo processo di liberazione e vivere. Che tipo di fiducia e di ottimismo dobbiamo coltivare e come possiamo farlo quando non crediamo più di avere né l'uno né l'altra? Beh, non bisogna coltivare l'ottimismo a buon mercato, quello di chi è ottimista perché non vuole vedere i problemi o perché non li capisce, quindi è ottimista perché è stupido o perché è disonesto con la realtà e quindi dice tutto andrà bene e quindi dice no, non ci sono problemi. E questo è un ottimismo, è una fiducia superficiale. Insomma, noi vediamo che siamo circondati da una serie di problemi. Abbiamo sostanzialmente due possibilità. La prima è quella, appunto, di rassegnarci a questi problemi, sentire che siamo in prigione, che sono più grandi di noi, vivere alla giornata. Ma questa prigione, che in latino si dice captivitas, genera cattiveria. La parola cattiveria ha molto a che fare con la cattività, con la prigionia. La prigione del cuore e della mente genera cattiveria. E va bene, e si può anche decidere di essere cattivi. Personalmente posso solamente dire preferisco di no, personalmente, perché chi è cattivo è prigioniero della propria cattiveria ed è destinato a vivere in maniera infelice, sempre sul chi va là e così via. Quindi che cosa fare per riguadagnare veramente questa fiducia, questo ottimismo? Ma guardare le cose come sono realmente e scegliere la seconda alternativa, non la prima di chi dice sono problemi più grandi di me, non ce la farò mai, ma coltivare l'ottimismo e la speranza e lottare, ma serenamente, senza dare a questo verbo lottare niente di bellico, di bellicoso, ma un impegno sereno e però costante, quotidiano, per scegliere la bellezza e non il cinismo, per scegliere la giustizia e non la furbizia, per scegliere la fiducia negli altri e non la sfiducia. La citazione che cercavo prima, adesso la voglio leggere perché è la conclusione di un'opera molto importante della filosofia contemporanea, della filosofia del Novecento. L'autore è Theodor Adorno e l'opera da cui è tratta è I Minima Moralia, che Adorno compose tra il 44 e il 47. Minima Moralia. Piccoli suggerimenti di vita etica potremmo tradurlo, perché è un'espressione latina che appunto è Minima Moralia. Il sottotitolo è Meditazioni della vita offesa. Va bene, dice così Adorno: la filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della disperazione, è il tentativo di considerare tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo. Tutto il resto si esaurisce nella ricostruzione a posteriori e fa parte della tecnica. Ecco, qui Adorno dice: primo, esistono motivi per cui disperare, dobbiamo metterci al cospetto della disperazione, quindi bandire ogni falso ottimismo. Però secondo dice: attenzione, abbiamo la possibilità, grazie alla filosofia, intesa naturalmente qui nel senso proprio antico, la filosofia come guarigione dell'anima e come nutrimento che ti porta a sperare. Ecco, la filosofia è il tentativo di considerare, dice Adorno, tutte le cose,
la mia vita, la vita dei tuoi cari, il tuo stato, la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua storia, insomma tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione, cioè dal punto di vista di quando le cose effettivamente funzionano. E se tu pensi questo come tu potresti funzionare se ami la bellezza, se ami l'amicizia, se ami la giustizia, se ti liberi da questa prigionia dell'ego che riconduce tutto a sé, insomma dalla sfiducia, di tutte quelle cose che abbiamo, se ti liberi di questo e attingi al punto di vista della redenzione, è luce. Questa è la luce. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo, dice Adorno. Quindi qui non si tratta di essere credenti, di credere o non credere in Dio. Si tratta di coltivare la fiducia nella mente, nella Sofia, filosofia, cioè amore per Sofia la sapienza. Poi qualcuno dietro questa sapienza ci può vedere Dio, qualcun altro no, pensare che sia solamente questa sapienza, ma esiste da millenni e quando la coltiviamo, come Seneca insegnava a Lucilio, per concludere, visto che abbiamo iniziato da lui, è il titolo del mio libro ripreso da lui, e quando questa cosa si coltiva, sì, che non ti manchi mai la gioia, Lucilio, che non ti manchi mai la gioia. Voglio però che ti nasca in casa, ti nascerà se sorge dentro di te. Ecco, la filosofia è la coltivazione del proprio giardino interiore per far nascere questa pianta profumata che si chiama gioia di vivere. Abbiamo dato voce a Non ti manchi mai la gioia di Vito Mancuso, Garzanti Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.